Lo scorso 18 giugno ha preso il via anche nella direzione marittima del Veneto della Guardia Costiera l'operazione Mare Sicuro, che da oltre 30 anni vede impegnati per tutta l'estate le donne e gli uomini del corpo per garantire la sicurezza dei bagnanti, dei diportisti, dei subacquei e di tutti coloro che scelgono le coste e i mari italiani per il proprio divertimento e il proprio relax. L'operazione Mare Sicuro avrà una durata che va dal 18 giugno al 18 settembre e ad essere controllate saranno le coste dei litorali della Regione Veneto e le sponde del lago di Garda, grazie a 208 tra donne e uomini e 25 mezzi. I comandi interessati saranno quelli di Venezia, Chioggia, Jesolo, Caorle e il nucleo mezzi navali Guardia Costiera di Salò. Le autorità marittime di Venezia, Chioggia, Jesolo e Caorle hanno uniformato la disciplina che tutela la sicurezza dei bagnanti e nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro la Guardia Costiera farà anche controlli sul piccolo demanio marittimo per prevenire e reprimere occupazioni illecite, reati ambientali e verificare il puntuale rispetto delle norme in materia di sicurezza balneare. La Guardia Costiera raccomanda di affrontare il mare con attenzione e coscienza, in quanto molte tra le emergenze in mare nascono in situazioni prevedibili ed evitabili. Con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prosegue inoltre l'iniziativa Bollino Blu, mirata a razionalizzare le attività di controllo sulle unità da diporto. L'attività verrà svolta in sinergia con tutte le forze dello Stato operanti in mare sotto il coordinamento della Guardia Costiera. L'obiettivo è cercare di coinvolgere anche le darsene per raggiungere il maggior numero possibile di diportisti e migliorare il dato del 2021 che ha visto il rilascio di 374 bollini blu. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. La mattinata di oggi è stata caratterizzata da una serie di blackout che ha colpito un po' tutto il territorio comunale, ma in particolare anche, diciamo, più che altro sottomarina, anche l'isola di Saloni e anche l'isola di Pelestrina. È iniziato tutto alle 9, praticamente c'è stato il distacco ai Saloni, via Niccolò Zeno, via Padre Emilio Venturini, via Retirreno, via San Marco e in altre zone della città, e praticamente l'energia elettrica andava e veniva. Allora, non si è trattato di un guasto dovuto alla chiusura delle numerose centrali idroelettriche che sono bloccate dalla siccità, si parla addirittura di una flessione di produzione dell'energia elettrica da parte delle centrali idroelettriche dell'80%, del meno 80%, si è trattato invece di un guasto tecnico dovuto al surriscaldamento di una linea di media tensione di un cavo interrato. Quindi la direzione di Enel in situazione simile procede in questo modo: le squadre si dirigono sul luogo del guasto e in contemporanea da remoto procedono a controalimentare attraverso altre linee. I tecnici quindi da remoto effettuano una serie di manovre in telecomando e alimentano attraverso altre linee la stragrande maggioranza della clientela. Queste operazioni durano in genere pochi minuti, ci riferiscono 4-5 minuti, e in questo modo in genere si riesce ad alimentare una percentuale di utenza che varia dal 70 addirittura all'88%. Dopodiché è grazie all'intervento delle squadre manuali che agiscono in prossimità del territorio dove c'è stato il guasto che l'energia elettrica viene ripristinata. La fascia di utenza, quelli più vicino al luogo del guasto tecnico, sono praticamente gli ultimi che gli viene ristabilita l'energia elettrica. Sembra comunque che già alle 11:30 di questa mattina dovesse essere stato già tutto quanto risolto, tranne Pelestrina, dove i tecnici hanno maggiori difficoltà di dirigersi. Comunque anche loro, diciamo, nel corso della mattinata dovrebbe essere risolto tutto quanto.
Dunque, premesso che non siamo assolutamente contro i cantieri, soprattutto il cantiere Vittoria di Adria, che è prestigioso in tutto il mondo per la realizzazione che fa di navi con tecnologia avanzata. Poi tra l'altro abbiamo già pubblicato altre volte che qua, come vedete alle mie spalle, c'è questa nave militare che è stata finanziata, se non ricordo male, con l'80% dalla parte dell'Unione Europea per Malta. In pratica l'armatore è lo Stato di Malta, che ha necessità appunto di pattugliare le parti sud dell'Unione Europea. Questo appunto è un pattugliatore, però nostro malgrado dobbiamo anche dare voce a alcune lamentele. Tenete presente che la nave doveva andare via al 6 di giugno, oggi siamo il 4 di luglio e non solo la nave non va via, ma addirittura sappiamo così in maniera non ufficiale che l'armatore sta prorogando, almeno ci dicono così, per motivi. Abbiamo gli operai che vengono a mangiare qua in uno dei ristoranti e quindi qualche voce così salta fuori. E in realtà la nave crea onestamente un po' di disagio. Tenete presente che ormai Saloni è diventata una zona residenziale da anni. Una volta c'era il porto, era tutto bloccato dai camion del ferro, ma adesso questo non c'è più. Si sta puntando a un rilancio dell'isola e anche di Chioggia con le navi da crociera. E questa nave effettivamente, vuoi per i rumori, vuoi per le prove, vuoi che tra l'altro blocca proprio l'accesso ai canali televisivi. Allora, il sottoscritto è 17 anni che non ha la televisione, sta benissimo e vi consiglia proprio di prendere la televisione e portarla al centro ecologico in Val d'Ario, ma chi invece la usa non la può usare, ed è sicuro che è la nave, in quanto nei giorni scorsi era stata spostata nel banchine del porto di Val d'Ario e le riprese televisive erano ricominciate. Quindi così, con tutto rispetto di questa importante attività cantieristica, ci auguriamo che magari ne venga un'altra, ma che ci sia riturnazione e magari spostata un pochino in modo da creare meno disagi. L'artista è Paolo Baruffaldi, incisore gallerista e collezionista, pittore digitale. Giovedì 7 luglio inaugura a Chioggia una seconda sede della galleria d'arte Bach Art Studio. Fondata nel 1985 con Claudio Bazzichetto a Venezia, la nuova sede avrà collocazione invece al piano terra di Palazzo Goldoni, dove ora è allestita la retrospettiva di Baruffaldi RGB, con opere e riedizioni digitali che coprono una parte della sua produzione dal 1983 ad oggi, insieme a quelle di altri artisti che si sono visti negli anni nella sede veneziana. L'artista vaglia già da anni il suo laboratorio di incisore. Ora Chioggia vive una fase di rinascita, credo dovuta principalmente alla candidatura Capitale della Cultura Italiana 2024, afferma. Uno sforzo collettivo che si augura dia frutti tanto al turismo quanto alla cultura. La retrospettiva RGB omaggia i canali cromatici dei file digitali, ma le tecniche di Baruffaldi spaziano in vari campi. Una mostra da vedere. Un centinaio gli studenti del Conservatorio Antonio Buzzolla di Adria che sabato 2 luglio si sono esibiti in 6 postazioni all'aperto del centro storico della città etrusca. Un evento che ha trovato la sua realizzazione grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e conservatorio musicale. Scopo della serata: avvicinare le famiglie alla musica classica e alla musica jazz, ha affermato il sindaco Omar Barbierato. Si tratta di un modo per portare fuori dalle aule ciò che si produce in conservatorio per creare una cultura musicale tra la cittadinanza, ha aggiunto il direttore Paolo Zoccarato, e al tempo stesso offrire ai nostri studenti un'opportunità di potersi esibire in pubblico.
L'idea è stata adattata sui generis della musica classica. Per le piazze e le vie della città si sono viste esibizioni dei due generi musicali. Per la prossima edizione ci attiveremo, ha lanciato il direttore del Conservatorio Zoccarato, per allargare la proposta alle scuole medie del territorio convenzionate con il Conservatorio, agli studenti Erasmus che potrebbero trascorrere una breve vacanza ad Adria e, perché no, proveremo a coinvolgere con apposite convenzioni altre istituzioni scolastiche estere, come potrebbero essere altri conservatori. Una proposta unica e originale per il Delta. Questa sera, lunedì 4 luglio, a partire dalle 21:30 presso il Giardino dei Grassi del Palazzo Grassi in Rivavena, nell'ambito del Festival Musica in Laguna d'Arte organizzato da Musica Chioggia, si terrà il concerto per pianoforte solo, dal barocco al romanticismo. I migliori allievi dei corsi musicali estivi si esibiranno con ingresso gratuito in case da pioggia. La stessa manifestazione, lo stesso evento si terrà presso l'Auditorium San Nicolò. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. A Venezia vengono disciplinate da un emendamento le locazioni brevi. Prima la modifica riguardava solo il centro storico, ma ora le disposizioni saranno applicate anche a Lido, a Murano, Burano Torcello e Sant'Erasmo e Pellestrina e nelle altre isole che da tempo stanno soffrendo dello stesso fenomeno di overtourism, afferma la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Venezia, Sara Wiesman. Il Movimento 5 Stelle ha votato a favore del provvedimento per questioni di principio, afferma, nonostante palesi alcuni limiti. Ora il Comune deve produrre un regolamento perché la norma possa trovare applicazione rispettando tutte le parti in causa. Secondo la consigliera regionale Baldin, molti professionisti faticano a trovare una residenza a Venezia, ma se il fine è attirare appunto dei professionisti bisogna calmierare i prezzi e rendere appetibili le abitazioni.